Va ora in onda Invito al classico. Programma settimanale di musica classica, ideato e condotto in studio da Cesare Gobbo. Amici ascoltatori, buongiorno e benvenuti a questa ennesima puntata di Invito al Classico. Parleremo oggi di Richard Wagner. Il padre di Richard era Friedrich Wilhelm, che era l'attuario del Consiglio cittadino e discendeva da un'antica famiglia sassone risalente al XVII secolo. Il fratello invece, Adolf, aveva pubblicato un'opera sulla poesia greca e una buona antologia di antichi poeti italiani ed ebbe una certa influenza sul nipote Richard, appunto, Friedrich, e nel 1798 sposò Johanna Rosina Paz, donna emotiva, entusiasta ed un poco mistica. Ebbero 9 figli, fra cui 2 cantanti, 2 commedianti e ultimo Richard, che credeva di essere figlio naturale dell'attore Ludwig Geyer. Richard nel 1836 sposò Mina Pladner e poi nell'870 Cosima Litz, la figlia di quel Litz famoso che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Dal primo matrimonio non nacquero figli, ma invece da Cosima nacquero 3 figli illegittimi, prima cioè del suo divorzio dal precedente marito. E questi 3 figli, Isolte, Eva e Siegfried, anch'egli compositore. Ci stiamo ascoltando ora il preludio del Tristano e Isotta.
Il sublime preludio del Tristano e Isotta si apre con una serie di 3 incisi del violoncello, cui rispondono gli oboi e i flauti e quindi i violini con altrettanti incisi. Emerge poi un'appassionata frase del violoncello che conduce dopo un ricco sviluppo alla parte centrale, detta anche liberazione attraverso la morte, annunciata da un animato rincorrersi di scale di biscromme tra i primi ed i secondi violini e le viole, e culminante in un poderoso accordo di tutta l'orchestra, dopo il quale si torna ai brevi incisi cromatici dell'inizio. In un clima di vibrante tensione emotiva si svolge la morte di Isotta, nella fine del terzo atto, e nella quale la sfortunata amante, con gli occhi fissi al suo Tristano, intona l'immortale Mild und leise wie in Lachte, cioè dolce e calmo sorriso, e cade poi morta sul corpo dell'amato. Riccardo Wagner aveva 6 anni quando il padre morì di tifo durante l'epidemia che seguì la battaglia delle Nazioni. 9 mesi più tardi Johanna sposò Geyer, che si affezionò profondamente al fanciullo. Lo trattò come un figlio e intravide per lui una carriera artistica. Richard aveva 8 anni quando ebbe il grande dolore di perdere anche quest'ultimo padre. Fino al 1830 compì dei buoni studi generali a Dresda e a Lipsia e prendeva anche regolari lezioni di pianoforte, ma la sua vocazione musicale, stimolata dalla scoperta e dall'ammirazione per Beethoven, non assunse quel carattere imperioso che annuncia abitualmente la formazione di un genio romantico. Era poi affascinato dal teatro. Dal 1828, tuttavia, egli studia seriamente composizione sulle opere teoriche e sulle partiture dei maestri, in particolare delle sinfonie di Beethoven e il Don Giovanni di Mozart, e compone della musica strumentale, tra cui una sinfonia e 2 ouverture,
che riesce a far eseguire al Gewandhaus di Lipsia. Perfeziona poi la sua formazione all'Università di Lipsia, filosofia ed estetica, e in San Tommaso, composizione. Ansioso di ottenere la sua indipendenza, riesce ad ottenere un posto di istruttore di coro al teatro di Würzburg, poi quello di direttore musicale all'Opera di Magdeburgo. Qui fa rappresentare la seconda opera dopo Die Fan, che attenderà 50 anni prima di essere eseguita. L'esito fu catastrofico e condusse Wagner alle dimissioni e al matrimonio con Mina Planer, cantante del teatro di cui si credeva innamorato. Richard è un pessimo marito e Minna lo tradisce ed il connubio sarà turbato anche da numerose rotture. Dopo essere stato per 3 anni maestro di cappella a Riga, dove compose i Rienzi, lascia improvvisamente la città sotto la minaccia dei creditori e si imbarca clandestinamente con la moglie su una nave diretta in Inghilterra. Stiamo sempre ascoltando il Tristano e Isotta, il preludio e morte di Isotta. La cantante è il soprano Eileen Farrell, mentre l'orchestra è della Boston Symphony diretta da Charles Minch.
Nel 1839 troviamo Wagner a Parigi, dove credeva di poter imboccare la strada della gloria. Vi rimase fino al 1842, ma non riuscì ad altro che ad accrescere i suoi debiti che lo condussero in prigione a Clichy. Per 3 settimane durò questa reclusione e poi, tramite amici che pagarono in parte i suoi debiti, fu liberato. Tuttavia a Parigi compose il Vascello Fantasma, conosce Haydn e Liszt, del quale ascolta un'ouverture. Nel 1842 Rienzi trionfa a Dresda e procura a Wagner e alla sua ammiratissima interprete Wilhelmine Schröder numerosi inviti, ma l'anno successivo nello stesso teatro il Vascello Fantasma affonda miseramente. Wagner frattanto è nominato Hofmeisterkapelle con delle condizioni che dovrebbero assicurargli una certa tranquillità. Ci stiamo ascoltando adesso dal terzo atto dell'opera La Valchiria, l'incantesimo del fuoco. Alla fine della Valchiria, Wotan immerge Brunilde in un profondo sonno e circonda la cima della montagna ove ella dorme con un fuoco magico. È il cosiddetto incantesimo del fuoco, che ci stiamo ora ascoltando, come vi ho detto, che si apre con la dolce melodia del sonno di Brunilde. Con un minaccioso passaggio interviene poi il tema della lancia, che è il simbolo del potere, con la quale Wotan richiama Loge, dio del fuoco, che suscita la fiamma prodigiosa. Ricompare poi il tema del sonno di Brunilde, cui si sovrappone il motivo di Sigfrido
a indicare l'eroe che dovrà salvare la nobile Valchiria. Nel 1845 Wagner fa rappresentare il Tannhäuser con un onesto successo e l'anno dopo dirige una stupenda esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven. Questa diventerà il suo cavallo di battaglia nella sua carriera di direttore. A Dresda termina anche il Lohengrin e inizia i maestri cantori. Intanto le idee liberali e repubblicane che egli aveva adottato con entusiasmo durante gli ultimi anni di studio a Lipsia si rafforzano per l'inettitudine dell'amministrazione reale. Egli si fa campione di una Sassonia indipendente repubblicana, scrive articoli combattivi, prende contatto con spiriti pericolosi e partecipa attivamente al movimento rivoluzionario del 1849, tanto che per non venire arrestato deve fuggire da Dresda con Minna, il suo cane e il suo pappagallo. Trova asilo a Weimar, presso Liszt, la cui generosità nei suoi confronti si era già manifestata altre volte. Ma costretto all'esilio fuori della Germania, si stabilisce a Zurigo senza neppure assistere alla prima del Lohengrin sotto la direzione di Liszt. Durante gli anni di questo primo soggiorno in Svizzera pubblica numerosi scritti importanti, fra cui il Die Kunst und die Revolution, e concepisce interamente la sua futura opera drammatica, i cui elementi erano già venuti a maturazione nel suo spirito prima di essere trasferiti sulla carta della musica. Effettua anche molti spostamenti a Parigi, dove ritroverà di nuovo Liszt e le sue figlie Blondine e Cosima. A Londra, dove dirigerà la Filarmonica Società e incontra Berlioz, e in Italia, dove si stabilisce a Venezia per vari mesi. Gli giungono finalmente i successi come compositore, direttore d'orchestra e scrittore. Dopo un soggiorno a Lucerna, dove termina il Tristano, si stabilisce a Parigi, dove le rappresentazioni del Tannhäuser del 1861 si scontrano con gli intrighi messi in atto dal Jockey Club dei nazionalisti e reazionari. Questo è per Wagner l'occasione di fare il conto dei suoi partigiani, e fra questi si trovano il Gounod, Saint-Saëns, Rossini, Baudelaire e Tolstoi. Lo stesso anno rompe definitivamente con Mina, che morirà nel 1866. Viaggia quindi in continuità per 3 anni in Germania, che gli era nuovamente aperta, ad eccezione della Sassonia, a Venezia, Praga, Pietroburgo, Budapest e Vienna, dove trascorre un anno dirigendo concerti nel tentativo di migliorare la sua inestricabile situazione finanziaria, la quale sarebbe stata ancora più grave senza l'intervento del re Luigi II di Baviera, che aveva dedicato al musicista rivoluzionario e romantico un culto appassionato.
Ci stiamo ascoltando ora l'atto terzo dal Crepuscolo degli Dei, l'Olocausto di Brunilde. In questa scena finale del Crepuscolo degli Dei, appunto l'Olocausto di Brunilde, Brunilde ordina che sia costruito un rogo sul quale fa collocare il cadavere di Sigfrido. Quando avvampa l'incendio, si getta tra le fiamme lasciando cadere l'anello maledetto del Reno. Il Valhalla si incendia e sui vari temi del Reno, delle ondine e dopo gli accenni a quelli del potere degli dei e del crepuscolo degli dei e di Sigfrido si erge il meraviglioso motivo della redenzione intonato con vera appassionata vena dei violini.
Nel 1864 Luigi II di Baviera lo chiamò a Monaco e l'anno seguente fece rappresentare il Tristano al Teatro Reale, ma una certa agitazione provocata dai suoi nemici politici costrinse Wagner ad abbandonare Monaco su richiesta del re, che gli assicurò tuttavia il suo eterno affetto. Dopo qualche mese di viaggi indecisi si stabilì a Trisben, sul lago di Lucerna, dove visse fino al 1872. Cosima Liszt, moglie di Bülow, dal 1857 lo raggiunge lì e si erano ritrovati nel 63 a Berlino e si erano anche resi conto di non poter vivere l'uno senza l'altra. Bülow chiese il divorzio e lo ottenne nell'870. E lo stesso anno Wagner sposò Cosima, che le aveva già dato 3 figli. Il soggiorno a Trisben fu particolarmente fecondo. Lì terminò i maestri cantori e la tetralogia e dettò la sua celebre autobiografia Mein Leben a Cosima, che l'avrebbe fatta poi pubblicare nel 1811, dopo una redazione definitiva. A Monaco, Luigi II, che aveva visitato sulle sponde del lago di Lucerna il suo idolo, fece rappresentare i maestri cantori e le 2 prime opere della tetralogia, L'oro del Reno e la Valchiria. Ma Wagner sognava di presentare al pubblico la tetralogia completa in un teatro appositamente costruito allo scopo. Pensò a Bayreuth. La prima pietra fu posta nel 1872 e dopo enormi difficoltà l'inaugurazione solenne ebbe luogo il 13 agosto del 1876 alla presenza dell'imperatore e del re Luigi II. Nonostante il successo di questa apoteosi, il deficit del festival risultò enorme, ma il re concesse un prestito e la famiglia Wagner si stabilì a Bayreuth in una casa di un lusso eccezionale. Intanto Wagner sapeva che Parsifal, eseguito nell'82, sarebbe stata la sua ultima opera. Già da qualche tempo la sua salute richiedeva frequenti viaggi in Italia, nel corso di uno dei quali a Palermo Renoir gli fece un celebre ritratto, e l'anno del Parsifal numerose crisi cardiache lo indussero a lasciare Bayreuth per Venezia, e dove si stabilì nel palazzo Vendramin. Morì improvvisamente 5 mesi dopo e il suo corpo fu trasportato a Bayreuth e gli furono fatti funerali sontuosi. Mosso da un orgoglio delirante e dalla coscienza di essere investito di una missione, ma condizionato da un eccezionale egocentrismo,
Wagner si è voluto il mago di un'arte religiosa, di un'arte totale radicata nella cultura germanica, cultura la cui superiorità gli era parsa evidente. Con lui, scrisse lo Snyder, il sacerdozio del genio passa dall'utopia alla realtà. Ma la sua ambizione chiede troppo alla sua intelligenza e la sua cultura gli dà solamente l'illusione della saggezza. È incapace soprattutto di operare una scelta fra le idee correnti, confonde i valori e non si rende conto della debolezza di una sintesi di idee, pretesa superiore, che invece è soltanto una mescolanza anarchica. È così, per esempio, che dopo aver coltivato delle idee liberali e aver militato nel movimento della giovane Germania di Heine, si fece più tardi l'apostolo di una sorta di pangermanesimo e sostenne il primato della cultura e della razza tedesca. Questa posizione di Wagner, con le opinioni razziste espresse nel suo Heldentum und Christentum, senza dubbio sotto l'influenza di Gobineau, che aveva incontrato in Italia e di cui aveva letto il saggio sulle ineguaglianze delle razze umane, gli ha valso l'onore di essere arruolato dai maestri dell'ideologia nazista. Ma questa promozione nulla ha aggiunto e nulla ha tolto alla sua gloria. Ciò che prova l'insuccesso della sua opera come arte e religione è l'interesse del pubblico di oggi esclusivamente per il suo genio musicale. Stiamo ancora ascoltando Il crepuscolo degli dei, atto terzo, l'Olocausto di Brunilde. Ce lo canta il soprano Eileen Farrell, accompagnata dalla Boston Symphony Orchestra, diretta da Charles Munch. La maggiore originalità di Wagner è la creazione, a partire dal 1850, di un dramma musicale che non deve essere un divertimento come l'opera tradizionale, alla quale si riallacciano malgrado tutti i primi lavori, ma un'azione sacra. Le 4 opere della tetralogia e il Parsifal, l'azione sacra per eccellenza, sono le testimonianze essenziali della riforma wagneriana. Tristano e i maestri cantori sono 2 capolavori isolati, forse i suoi 2 capolavori in senso assoluto, meravigliosi antidoti ad una tossica mitologia.
Sul piano tecnico, Wagner non è stato un innovatore, ma ha trovato nel sistema musicale esistente delle risorse insospettate. Nel campo melodico ha sperimentato come mai nessuno aveva fatto prima di lui la potenza espressiva del cromatismo. Parallelamente la sua armonia esaurisce le numerose possibilità del sistema tonale, soprattutto nel Tristano e nel Parsifal, e lascia intravedere degli orizzonti nuovi. Quanto all'orchestrazione wagneriana, assai meno rivoluzionaria di quanto si creda, si tratta di un formidabile ampliamento di quella di Beethoven e di Berlioz. Ma soprattutto Wagner le conferisce una funzione drammatica continua di una straordinaria importanza, esercitando in questo una diretta influenza su Debussy e Schoenberg. Su queste meravigliose note del crepuscolo degli dei termina questa puntata di invito al classico in mia compagnia e termina anche il mio ciclo di trasmissioni. Vi ringrazio del gentile ascolto e vi do naturalmente appuntamento in caso che dovessi fare qualche altra trasmissione di musica classica. Avete ascoltato? Invito al classico. In compagnia di Cesare Gobbo.